Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora io capisco che ormai siamo abituati a far passare in cavalleria notizie clamorose perché, come dire, il giornalismo ormai la sua variante maggioritaria è il gossip, però scusate, questa è veramente troppo grossa. Cioè, vorrei che focalizzassimo. L'FBI ha detto di aver scoperto che gli hacker iraniani hanno sottratto informazioni sensibili dalla campagna repubblicana di Donald Trump per mandarle alla campagna dei democratici. Cioè, allora l'FBI, un pezzo portante del deep state americano, che notoriamente non è esattamente famoso per alimentare il trumpismo. Questo, se volete, a nostro giudizio è anche uno dei pochi limiti del trumpismo, quello di non essere penetrato maggiormente nel deep state, perché quando si governa bisogna fare anche quello. Ma comunque, insomma, l'FBI, un pezzo portante del sistema USA, non certo una holding dell'impero Trump, ci dice che gli hacker dell'Iran, cioè di una dittatura islamista che è anche l'architetto del terrore in Medio Oriente, il regista del 7 ottobre, di tutto quello che ne consegue, per inciso anche un alleato della Russia putiniana, insomma l'Iran ha sottratto informazioni sensibili che riguardano Trump e le ha mandate ai democratici. E tutti quelli che ci hanno nel corso degli anni fracassato gli zebedei sul Russia Gate, sul fatto che Trump fosse un pupazzo di Putin, cosa uno mai dimostrata, due contraddetta dai 4 anni di mandato Trump, che sono gli unici in cui Putin non ha segnato nessun punto, non ha invaso nessun territorio, e come dire, è diventato un tormentone, no? Il Russia Gate, il fatto che dietro Trump ci fossero hacker russi mai trovati. Oggi l'FBI dice che hacker iraniani vogliono aiutare la campagna dei democratici, evidentemente hanno un interesse a aiutare la campagna dei democratici. Peraltro un paio di mesi fa, secondo un report dei servizi USA, l'Iran sarebbe interessato ad eliminare Trump. Questa informazione era uscita nei giorni vicini al primo tentato attentato. Capite che ne esce un quadro drammaticamente inquietante. Cioè c'è una delle peggiori dittature del pianeta che sta facendo ingerenza nelle elezioni della più grande democrazia del pianeta e che chiaramente ha nel mirino uno dei 2 candidati. Questa è una cosa, ma non solo su cui aprire i giornali oggi, ma questo sì che è un tormentone da indagare, scavare, capire, perché è una cosa gravissima. Infatti la CNN, che è sbilanciata, faziosa, ultra filo dem, ma insomma si ricorda che deve far finta di sembrare anche un media, un giornalistico, lo ha detto, non è riuscita a non dirlo la CNN. E invece i media nostrani, forse una brevi esteri, se va bene. Allora, torniamo nella realtà. L'Iran ha hackerato la campagna di Donald Trump e per qualunque uomo libero è una cosa gravissima su cui tenere la guardia altissima. Detto questo, vi invito a rimanere con noi perché tra poco abbiamo la nostra intervista settimanale Parlando Liberamente. Questa settimana avremo con noi il direttore del giornale. Vi aspetto. Tra un manifesto e lo specchio